diverse segnalazioni di ragazzi che avevano assunto droghe sintetiche. Siamo interessati di questo settore che è sempre molto attivo fra i giovani e abbiamo seguito un attimino le dinamiche, abbiamo individuato quelli che potevano essere gli spacciatori e dopo un'attività di pedinamento piuttosto lunga abbiamo individuato l'abitazione dove non solo vivevano ma anche confezionavano la droga poi da smerciare, da spacciare. E nella mattinata di ieri, unitamente al gruppo cinofili di Padova che ci ha dato ausilio, abbiamo fatto una perquisizione, abbiamo accesso all'abitazione dove abbiamo sorpreso i due e abbiamo potuto sequestrare diverse quantità di droghe, non solo le classiche, quindi anche un po' di cocaina, ma soprattutto queste droghe sintetiche come la chetamina e l'MDMA, insomma l'ecstasy. Droghe pericolosissime. Droghe molto pericolose perché chiaramente provocano danni irreparabili a livello cerebrale e sono droghe di basso costo, quindi facilmente accessibili dai giovani e venivano spacciate soprattutto in questi ambienti frequentati da uno dei due che ricordiamo faceva anche il DJ a tempo perso e quindi queste feste private dove già arrivavano i giovani e avevano già delle dosi assolutamente preparate, pronte allo smercio e alcune altre invece erano da confezionare. Abbiamo trovato il bilancino, tutto ciò che comprova, il denaro, il piccolo taglio, tutto ciò che comprova l'attività di spaccio abbastanza fiorente. Insomma. Ecco, la loro attività costituiva anche un canale di accesso privilegiato a una clientela composta anche da giovanissimi. Sì, esattamente, loro avevano grazie a questa. Ufficialmente uno dei due lavorava in un negozio di musica, però diciamo fuori dalle ore del lavoro frequentava ed era invitato ed era anche un PR di alcuni locali. Sfruttava questa sua doppia attività per poter contattare i più giovani e potergli vendere la droga, per cui univa diciamo, queste due attività. Sì.